Buongiorno di nuovo a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Libertà e buongiorno a Carlo Cambi, imprescindibile conduttore della nostra rubrica Gli Scorretti, la rubrica del mercoledì. Questa volta in versione itinerante automobilistica. Carlo, buongiorno. Ma buongiorno Cardinal Cainarca, come sta? Allora, Carlo, sei in viva voce, presumo, e quindi abbiamo un po' di, Sì, abbiamo un po' di rumore di sottofondo. Dico, rallento un po', così ecco, magari sì, ti sentiamo comunque. faccio il bravo ragazzo, va. Allora, più Per Radio tardi, Libertà più tardi entrerai anche in una arriva delle, potente. entrerai anche in una delle nostre rubriche Giocoforza, il cui Parlamento. Parleremo con il senatore Bergesio, però chiedo alla regia quando non parlo io di diminuire il volume dell'audio di Carlo perché sennò viene fuori un casino. Gli diamo il volume solo quando parla lui perché sennò con questo casino di sottofondo non ci si capisce più nulla in termini tecnici. Allora, quando parli te ti alziamo il volume, quando non parli lo abbassiamo perché sennò si sente un brusio di sottofondo terrificante. Dicevo che alle 10 sarai con noi con il senatore Bergesio perché parleremo di governance RAI, che è un temone di quelli importantissimi, di eccezionale importanza. Io non parlo di RAI con te perché sei in conflitto di interessi, e visto che sei uno degli autori e nomi storici di Linea Verde, tra le altre cose, però dopo ne parleremo in termini generali con il senatore Bergesio. Intanto farò alcune osservazioni da cittadino comune, da telespettatore e via dicendo. Allora, prima di parlare di questioni rilevantissime, Carlo, se sei d'accordo, io vorrei parlare di due cose. L'inchiesta e la documentazione che tu stai facendo in splendida solitudine a proposito di televisione su una persona che è molto spesso in televisione, no? Uno dei nomi della politica più gettonati in TV, l'ex sindaco di Urbino, di Pesaro, chiedo scusa, Ricci, di Pesaro Ricci, che adesso si occupa di Europa in grande stile, no, se non sbaglio. E che tu stai documentando come essere, diciamo così, uno snodo al centro di uno snodo di interessi molto, molto interessanti, perché ci fanno capire poi come funzionano le cose in politica da un punto di vista pratico, concreto, però diciamo pare che la cosa non interessi a nessuno. E questo è abbastanza singolare, abbastanza curioso, perché in filigrana potrebbe darci modo questa vicenda di analizzare tante questioni, no? Di entrare nello specifico senza rimanere sul generico quando si parla di politica, di business, di interessi e di ideologia. Dall'altra parte però c'è un tema su tutti che naturalmente è in primo piano, e che è la scena internazionale. Oggi ho letto, tra le varie cose, adesso cerco di recuperarla rapidamente, l'intervista al capo di Stato Maggiore, a un capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana che si dice pronto a fare la guerra sostanzialmente. Adesso lo ritrovo, cerco di ritrovarlo perché lo stavo leggendo prima. Comunque la domanda è molto secca. Secondo te la guerra mondiale si avvicina? Non è che si avvicina, la guerra mondiale c'è. Noi ci stiamo continuando a raccontare che è una guerra a pezzi che non incide sulla nostra vita, ma siccome come sai io sono un giornalista economico, nel senso che costo poco, io guardo i numeri e i numeri sono spaventosi. Noi stiamo per imboccare un periodo economico di assoluto sconquasso, forse che non si è avuto neanche nella seconda guerra mondiale, e questi indicatori economici ci fanno dire che il conflitto è diventato globale. Poi gli episodi bellici in sé possono essere limitati ad alcuni teatri, ma la guerra intesa come scontro di blocchi è assolutamente totale e globale. Se poi a questa guerra di tipo economico, di tipo antropologico, di tipo culturale si assommeranno anche delle azioni militari, lo vedremo prossimamente. Una cosa è certa, non stiamo facendo niente, ma assolutamente niente per evitarlo. Facevo notare l'altra sera in una cena tra colleghi che si occupano di conti del mondo che noi abbiamo continuato a raccontare la narrazione
economia, il risultato è che le nostre economie sono piegate e la loro economia è in espansione. Ma perché? Perché noi ci riferiamo ad una geografia del mondo vecchia, come se l'Occidente avesse ancora in mano le leve di controllo del mondo, cosa che purtroppo non è. Guarda, ti do un'anticipazione. È uscito nei giorni scorsi sul Wall Street Journal uno studio che viene da un dipartimento indipendente americano in cui si evince che gli Stati Uniti d'America vanno verso l'insostenibilità del loro debito per un motivo molto semplice, che circa il 27% della popolazione americana dipende dagli aiuti di Stato e gli americani non hanno sufficientemente capacità di espansione del loro deficit per mantenere questo welfare. Immagina di fare questa proporzione sull'Europa, dove il welfare è una roba, come dire, consolidata, sì, e dove l'invecchiamento della popolazione è spaventosamente in accelerazione. Bene, noi pensiamo di poter combattere una guerra avendo minato in casa la possibilità di resistenza sulla qualità della vita dei nostri cittadini contro schieramenti avversi che hanno età anagrafica, abitudini al sacrificio, nessuna intermediazione democratica, e pensiamo di vincere. E in queste condizioni, invece di metterci al tavolino per ragionare su come iniziare il conflitto, continuiamo a produrre armamenti. Ecco, questo è il quadro internazionale. Io vorrei che si ragionasse in questi termini, non che si ragionasse se Zelensky è buono e Putin è cattivo, se Israele è buono, è cattivo e Hamas è buono, anche perché dire che Hamas è buono è una follia assoluta. Ma tu comprendi che siamo in un'epoca di stupidità diffusa, perché nessuno si occupa di spiegare e di spiegarci quali sono le ragioni profonde di questi conflitti. Ecco, quello che si dovrebbe fare, secondo te, allora lo dicevi prima, l'hai accennato adesso, che cos'è? Cos'è che ritieni che si dovrebbe fare in questo contesto? Si dovrebbe fare una cosa molto semplice, convocare una conferenza economica mondiale in modo che si giocasse a carte scoperte. Allora facciamo un ragionamento. La Cina è in una situazione economica disastrosa, ok? Perché non ha domanda interna, rischia di avere una fortissima deflazione, sta abbassando i tassi di sconto in maniera selvaggia per fare che cosa? Tentare di tenere sulla domanda. Ma siccome la Cina ha un surplus produttivo fortissimo, per evitare una totale disfatta del sistema cinese sta aggredendo con delle importazioni in dumping tutto il resto del mondo, e questa è una situazione. L'Europa anche per le follie commesse dalla scorsa commissione, ed non si capisce perché la von der Leyen debba guidare anche la seconda, ma questo è un altro paio di maniche, si trova oggi con un deficit industriale spaventoso e con due paesi, la Germania e la Francia, che fino adesso le hanno determinato le sorti, con una situazione economica disastrosa, perché la Germania è in recessione, la Germania ha un peso di welfare insostenibile, la Francia addirittura sta pensando alla patrimoniale, sì, perché non riesce a far tornare i conti, e quindi l'Europa è debolissima. Gli Stati Uniti d'America, ti ho appena detto che hanno come posso dire, delle metastasi economiche nascoste ma evidentissime. Quindi bisognerebbe cominciare a ragionare di un nuovo assetto del WTO, di un nuovo assetto dell'OCSE, di un nuovo assetto del Fondo Monetario Internazionale, di un nuovo assetto della Banca Mondiale, e cominciare a vedere se l'estrema finanziarizzazione che noi abbiamo prodotto nell'economia mondiale, che poi è quella che alimenta i conflitti, non debba essere fatta arretrare. Ma questo schema che cosa presuppone? Presuppone che la politica sia padrona del mondo.
Invece oggi la politica è vassalla di alcuni potentati economici. Ti faccio un caso: il signor Elon Musk sì, vale il PIL della Germania da solo, Microsoft vale il PIL dell'Italia, Amazon vale il PIL della Francia. Quindi noi pensiamo di avere a disposizione degli strumenti di decisione politica che invece sono subordinati alla tracotanza del potere economico. ecco questo. E quando si fanno i Bilderberg a Davos, quando si fanno gli Ambrosetti, è inutile continuare a dire lì c'è il potere. No, lì c'è la capacità di condizionare le sorti del mondo, perché la politica è incapace di interdire questo potere di ricatto che è in mano alla finanza. Carlo, questo scenario si adatta al cosiddetto mondo occidentale, no? Però per Russia e Cina, per fare due nomi di quelli tra i paesi più importanti del gruppo alternativo, li chiamavano una volta BRICS, ma sono molti di più dei BRICS, delle lettere dei BRICS, perché sono tanti. A fine ottobre c'è un'importantissima riunione dei BRICS in Russia, dove ovviamente la Cina è padrone del vapore, e dove la Turchia entra nei BRICS. Cioè noi abbiamo un pezzo di NATO, abbiamo un pezzo di NATO che entra dentro la compagine degli oppositori all'Occidente. Appunto, volevo dire questo, no? Tu hai descritto il quadro prima dove il potere della politica è nullo perché la politica è vassalla rispetto agli interessi finanziari, bancari e via dicendo. Hai fatto il nome di Elon Musk, potrei citare anche, riguarda pure il caso del governo italiano, il fondo BlackRock, no? Invitato a Palazzo Chigi per fare, non ho capito bene cosa, quello che dovrebbe fare uno Stato sostanzialmente. Comunque, se questo è il quadro della politica occidentale, i BRICS, oppure tutti gli altri paesi che non fanno parte di questo schieramento geopolitico, primis Russia e Cina, agiscono in modo diverso. La stessa Turchia che citavi prima, lì la politica è forte come, no? Allora, è possibile, diciamo, disegnare un nuovo equilibrio mondiale come quello a cui tu ti riferivi prima, WTO, ONU e via dicendo, se si hanno due impianti strutturali così diversi? Cioè noi siamo in una condizione che è quella che dicevi tu. Là invece la politica è ancora forte, perfino troppo secondo gli analisti occidentali o secondo alcuni analisti occidentali. È possibile ridisegnare un mondo, possibilmente in pace, con attori che sono strutturalmente così diversi da noi? Dovremmo cambiare noi o devono cambiare loro? No, finiremo per cambiare noi. Vedi, noi siamo partiti da un assunto che non ci fosse libertà economica in assenza di libertà politica, ok? Che è l'assunto classico che ha guidato tutti i grandi economisti, diciamo da Adam Smith in avanti, e che ha trovato in Italia, per esempio, in Luigi Einaudi il massimo autore. Invece, quando nel 2000 abbiamo fatto entrare, nel 2001, subito dopo le Torri Gemelle, abbiamo fatto entrare la Cina nel WTO, abbiamo smentito questo dogma. Cioè abbiamo consentito che entrasse nel circuito mondiale di commercio un paese che non conosceva libertà, che non conosceva democrazia, ma che aveva assunto le forme o le tecniche del capitalismo per crescere. Una volta che fai questo, come insegnerebbero gli economisti, la moneta cattiva scaccia la moneta buona. Cioè, se un sistema dirigistico si accompagna però a un liberismo sfrenato, per coloro i quali detengono i cosiddetti istinti animali, spiriti animali che piacevano ad Adam Smith, cioè quelli che guidano la sete di arricchimento, sono assolutamente incontrollabili, perché il potere politico li utilizza. Tant'è vero, avrai fatto caso che in Cina nascono dei tycoon che durano 4, 5, 6 anni
poi vengono spazzati via, il caso Sì. di Ma è quello più clamoroso. Perché? Perché questa bulimia di ricchezza contribuisce a sfamare il 1.400.000 cinesi e quindi a generare consenso al regime. Ma contemporaneamente, poiché le regole vengono cambiate continuamente dal regime, gli attori economici non contano nulla. Questa idea cinese, che è poi diventata l'idea coreana, anche se la Corea è un paese democratico, che è un po' diventata l'idea dell'India, che è l'idea della Turchia, che è l'idea del Brasile, che è l'idea di buona parte del Latino America, Sì. cozza contro la nostra architettura, che prevede la mediazione democratica. Ok? Ti faccio un caso. Noi oggi ci stiamo baloccando perché c'è stato un referendum sotto Chernobyl che ha detto che il nucleare in Italia non andava più fatto, e sono 35 anni che gli italiani in bolletta pagano gli oneri di sistema per lo smontaggio delle centrali nucleari, anche perché da noi, come sai, una volta che hai messo una tassa non sparisce più. Bene, per accedere al nuovo nucleare ci sono una serie di vincoli, di chiacchiere, di mediazioni spaventose. In Cina hanno fatto molto presto, hanno detto il fossile sta diventando un guinzaglio per noi, apriamo 30 centrali nucleari, ma non sono passati dal Consiglio Comunale, dalla DIA, dalla SCIA, dalla valutazione di impatto ambientale, non frega niente. Allora tu capisci che con la velocità di oggi del mondo, avere il bavaglio della intermediazione democratica è uno svantaggio competitivo. Capisco che è amaro. È chiarissimo, è il motivo per cui tu alla fine dici saremo noi cambiati per forza, no? Perché andremo in quella direzione lì, andremo verso un modello politicamente autoritario, quindi cioè, noi siamo destinati a perdere la nostra anima, la nostra base, la nostra storia. Ma non fosse altro perché loro sono di più. Cioè, quando si parla dei BRICS, no? Allora rovescio la questione, Carlo, e poi dobbiamo andare in pausa perché sono le 9:59 e dobbiamo aprire la parentesi del qui Parlamento con il senatore Bergesio, la questione della RAI. Però rovescio la questione, magari la riprendiamo dopo. Chiedo alla regia di abbassare il volume mentre parlo io, perché altrimenti è un casino. Ecco, dicevo, rovescio la questione e dico, ma è possibile, diciamo, salvaguardare le strutture democratiche nei nostri paesi occidentali in futuro e evitare questo destino apparentemente inevitabile di andare verso un autoritarismo capitalista alla Cina, modello Cina, insomma, ma che vuol dire anche fate le proporzioni e le differenze Russia, Turchia, insomma i paesi che abbiamo citato prima, i cosiddetti BRICS, che sono tantissimi, molto più delle 5 lettere dei BRICS. E ne riparliamo magari dopo, intanto però dobbiamo fare la pausa e aprire il qui Parlamento.